Pensiero del giorno, sabato 5 aprile. Promuovere il dialogo con chi è diverso da me. Gesù ci chiede un amore capace di diventare dialogo, cioè un amore che, lungi dal rinchiudersi orgogliosamente nella propria individualità, sappia aprirsi a tutti e collaborare con tutti gli uomini di buona volontà per costruire insieme la pace e l'unità del mondo. Cerchiamo allora di aprire gli occhi ai vicini che incontriamo, di ammirare il bene che fanno, qualunque siano le loro convinzioni, di sentirci solidali con loro e di incoraggiarci a vicenda sulla via della giustizia e dell'amore. Chiara Lubick, La dottrina spirituale, editrice Città Nuova. Ciao, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace, dito in alto, e iscriviti al canale. È libero, gratuito e senza alcun impegno. Parola di vita, aprile 2025. Ecco, io faccio una cosa nuova. Proprio ora germoglia, non ve ne accorgete? Isaia, capitolo 43, versetto 19.